Amici dello Scrigno del Calcio, bentornati e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di Ivan de la Peña, uno dei talenti che negli anni 90 erano tra i più fulgidi, tra le promesse del calcio, oltre che spagnolo, anche internazionale, che invece ha avuto una carriera molto inferiore alle attese, è passato anche per l'Italia e ci sono un paio di aneddoti che anche io personalmente ricordo. De la Peña è un classe 1976, proviene dalle giovanili del Barcellona e tanti a Barcellona a metà degli anni 90 iniziano a pronosticare per lui una carriera davvero sfavillante, tra l'altro un Barcellona ricchissimo di talento, quello di metà fine anni 90. Tant'è che quando De la Peña debutta in prima squadra a centrocampo fa coppia con Guardiola, quindi diciamo non un Barcellona privo di qualità e di talento, ha delle qualità tecniche, delle doti tecniche eccezionali, visione di gioco, è un centrocampista che può giocare sia basso che come rifinitore. Ha certamente qualche lacuna, soprattutto da un punto di vista caratteriale. Oltre a non essere un finalizzatore, molto spesso si specchia nella sua bellezza e non finalizza le azioni. Potrebbe essere tranquillamente un centrocampista da 8-10 gol a campionato e ne fa invece pochissimi, ma soprattutto ha dei difetti caratteriali: troppa pigrizia, troppa indolenza, sia in campo sia fuori. È sempre stato, tra virgolette, accusato di poca indole al sacrificio. Sembra quasi più un giocatore slavo che un giocatore spagnolo. Debutta comunque con il Barcellona a metà degli anni 90 e per 2 stagioni consecutive è eletto il miglior giovane del campionato spagnolo, 95-96 e 96-97. Nel 96-97 vince anche la Coppa delle Coppe con il Barcellona, in finale con il Paris Saint-Germain, gol di Ronaldo sul rigore. Me lo ricordo molto bene di aver visto quella partita. Tra l'altro mi ricordo che mentre Ronaldo prendeva la rincorsa nel rigore, se lo cercate c'è il video su anche in rete, viene tirato un razzo dalla curva del Paris Saint-Germain e praticamente si vede questa rincorsa e questo petardo che arriva durante il rigore. Nell'estate del 1998 la Lazio di Cragnotti vuole a tutti i costi De la Peña. Io mi ricordo benissimo che quando la Lazio era in trattativa con il Barcellona io pensai: la Lazio sta prendendo veramente un fuoriclasse, perché l'avevo visto in qualche partita, non mi ricordo se dell'Under 21 della Spagna o alle Olimpiadi addirittura con la Spagna, perché credo più l'Under 21, un giocatore che era bellissimo da vedere. E quando lo prende la Lazio lo prende per 30 miliardi di lire più l'ingaggio di Fernando Couto, che viene appioppato alla Lazio come se il Barcellona se ne voleva liberare. Quando arrivano all'accordo il Barcellona dice: ok, ve lo diamo, basta che vi prendiate, purché vi prendiate pure Fernando Couto. E in realtà poi Fernando Couto sarà un pilastro della difesa della Lazio, anche dello spogliatoio della Lazio, e De la Peña purtroppo non riuscirà più ad imporsi. Collezionerà appena 15 presenze nella Lazio 98-99, che è una squadra peraltro fortissima. Sarà spesso e volentieri fuori forma, problemi di peso, problemi di tenuta atletica, finirà praticamente subito fuori dalle rotazioni di Eriksson, non giocherà praticamente mai, ma farà vedere il suo talento in una sola partita a marzo del 1999, partita di Coppa delle Coppe, Lazio Panionios, squadra greca. La Lazio aveva vinto, se non mi sbaglio, 4-0 all'andata, e io decisi di andare a vedere con un mio compagno di classe questa partita, perché tanto lo stadio era mezzo vuoto. Il biglietto all'epoca si poteva fare anche proprio a ridosso della partita, quindi andavi allo stadio e compravi il biglietto alla biglietteria fuori. Così andiamo a vederci questa partita, ma era più che altro per stare insieme, per divertirci, e assistemmo all'unica
partita da fuori classe di Della Pegna. La Lazio mise in campo tantissime riserve, comunque sicura del risultato dell'andata, e Della Pegna fece veramente dei numeri da giocoliere, fu il trascinatore, fece anche un gol in quella partita, e tanti che erano lì in tribuna sentivo che dicevano se giocasse sempre così, ma in realtà quella fu l'unica vera bella presenza di Della Pegna con la maglietta della Lazio. Io posso dire nel mio piccolo di aver assistito all'unico momento da fuori classe di Della Pegna. La Lazio lo manda in prestito poi all'Olympique Marsiglia, torna anche in prestito al Barcellona per una stagione, ma non riesce più a ripetersi come aveva fatto all'inizio. La svolta arriva nel 2002 quando torna a Barcellona, ma va a giocare nell'altra squadra di Barcellona, nell'Espanyol, e diventa improvvisamente un simbolo di questa squadra anche a livello di continuità e di prestazioni. Diventa l'idolo, è un'icona ancora oggi Ivan Della Pegna all'Espanyol, oltre 200 presenze tra il 2002 e il 2011. Si ritira nel 2011, tra l'altro decide con una doppietta nel 2008-2009 proprio un derby contro il Barcellona, finito 2-1 per l'Espanyol. Diciamo che l'Espanyol non è così abituato a vincere i derby con il Barcellona, un po' come il Torino con la Juventus. Nel 2011 si ritira, appena fresco di ritiro diventa collaboratore di Luis Enrique, che nel frattempo è andato ad allenare la Roma. Molti tifosi della Lazio ci restano male perché tutto sommato era sempre rimasto legato alla Lazio, e loro erano rimasti legati comunque a Della Pegna. Non si sa perché, ma dopo pochissimi giorni dall'inizio del ritiro Della Pegna decide di lasciare la Roma, e così romanticamente qualcuno ha pensato che forse non riuscisse ad essere a indossare la tuta della Roma, e tra l'altro nel 2024 è diventato invece collaboratore di José Mourinho al Fenerbahce. Mi ricordo davvero questo talento inespresso, probabilmente troppo indolente, troppo pigro per riuscire ad esprimersi come da giovane, da giovanissimo aveva fatto. È stato veramente un peccato. Se trovate in rete qualche video della Pegna nell'Under 21 spagnola o nel Barcellona 95-97, diciamo così, in questi 2 anni, vedrete veramente un talento come poi tanti ce ne sono stati in Spagna, con la differenza che magari i vari Xavi e Iniesta hanno poi fatto della continuità l'aggiunta al loro talento, e invece Della Pegna non c'è riuscito. Questa è la storia di Ivan Della Pegna. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, e se vi fa piacere lasciate like, commenti e ditemi se ricordate o Della Pegna o anche qualche talento inespresso come lui, che mi fa sempre piacere ricordarli. Avanti tutta!